La corsa della Stella Sestrese verso la prima categoria passa tassativamente da quello che può essere definito il big match della seconda C, perché al Picardo di Borzoli, i padroni di casa capolisti con un punto di vantaggio sull'Oreggina devono difendere il primato contro il vecchio Castagna, che di punti ne ha 10 di meno e che potrebbe in un colpo solo far perdere il primo posto ai sestresi e mettere altri 3 punti fondamentali per la corsa playoff. Immagini che partono dal 7° minuto e dalla rete annullata la Stella per una posizione irregolare di un giocatore locale. È un chiaro segnale però, perché non passano neanche 60 secondi che il gol buono arriva per merito di Parisi, anche se parlando di merito bisogna tassativamente rimarcare lo slalom speciale di Caso sulla destra, che al numero 9 consegna il più facile e comodo degli inviti al gol. È un inizio più che convinto quello dei verdi crociati. La conclusione di Bardini dalla distanza respinta da Launi si rivelerà una mosca bianca in una prima parte di frazione di chiara marca stellata, e infatti 2 minuti dopo il quarto d'ora arriva il raddoppio ancora con Parisi. Questa volta l'ex attaccante della Campese raccoglie un cross da destra ancora di Caso, evita un difensore e apre il compasso verso il secondo palo. 2-0 Stella. Primo tempo autoritario degli uomini di Catania e reti che diventano 3 al minuto 37. Da manuale la verticalizzazione di Stornello per l'inserimento di Ferrando in diagonale, l'ex giocatore del Campomorone, che ipoteca i 3 punti già nel primo tempo, anche perché in chiusura di periodo il colpo di testa di Longoni centra in pieno la traversa. Nella ripresa la Stella amministra il vantaggio, ma al 67esimo su un'azione quasi pallanuotistica la sfera giunge sui piedi di Moschillo. Il destro del numero 10 non è irresistibile, ma buca lo stesso Launi per la rete che riapre il match, o è quella della bandiera, la seconda che abbiamo detto, perché solo 3 minuti più tardi sul corner di Stornello della sinistra Ferrando ruba il tempo a tutta la difesa avversaria e realizza 4-1 e doppietta personale. 2 assist di Caso, 2 gol di Parisi, 2 assist di Stornello, 2 gol di Ferrando e la variante del gol di Aufiero che arriva al 90esimo per il 5-1 finale sono il teorema con cui la Stella liquida il vecchio Castagna, mantiene il primo posto e si appresta al big match di domenica prossima contro la Nuova Regina.